Riapre con un ricco programma estivo l'Auditorium Parco della Musica di Roma. A parlarcene è lo spagnolo José Dosal, amministratore delegato della fondazione che gestisce la struttura. L'intervista è di Adriano Montibuzzetti. L'auditorium ormai è entrato, si può dire, nella geografia culturale dei romani, uno spazio versatile, polifunzionale, aperto un po' a tutti i generi musicali e non solo a quelli. Certo, l'auditorium è diventato veramente una vera fabbrica di cultura. Abbiamo passato di un negativo a chiudere il 2019 con più o meno 250.000 euro di utili, che questa è una cifra importante. È il giudice che non dà il perdono che il pubblico. Il pubblico ha aumentato da 490.000 spettatori a più di 530.000. E io sono contento, orgoglioso e molto lieto di aver avuto questa opportunità. Conclusa la stagione della quarantena, ora si preannuncia un'estate molto particolare. Abbiamo portato avanti un grande piano di sicurezza, secondo una stagione estiva insieme alla Casa del Jazz con più di 60 concerti. Abbiamo lanciato un chiamato, possiamo dire, di motivazione, di senso di appartenenza, di orgoglio, di anima, di cuore con tutti gli artisti italiani. Come nome con Alex Britti, Max Gazzè, Diodato, Paolo Fressu, Gino Paoli, Danilo Rea. Stiamo lavorando, grazie al cielo, per la Fondazione Musica per Roma e a riprendere il lavoro e lo spirito e la voglia di inviare un messaggio di pace, di cultura e di cuore alla città di Roma. Tornano anche